I veneziani ben presto, se vogliono salvare la loro laguna da questi nemici terribili, i fiumi, devono cominciare un'operazione ciclopica. Fioi non gli ha fatta con le gru, le scavatrici, i camion, gli ha fatta con l'olio de gomito. Hanno spostato i fiumi che sfociavano in laguna e minacciavano di interrarla, e hanno cominciato alla fine del 300 con la Brenta che sfociava proprio alle spalle di Venezia, e gli spostamenti della Brenta sono andati avanti fino al 1610, e poi hanno spostato il Bacchiglione, perché sti qua quando gli si metteva Fioi gli era sentosta, noi si fermea mio, il Bacchiglione, il Marzenego, il Sile. Ultima la Piave, perché lei è matta, la Piave, la sposta, la fa. I veneziani ne avevano paura, la spostano nel 1683. Sapete che c'è il modo di dire dei nostri vecchi, forse l'avete sentito, no? Su questa irrequietezza di questo fiume che ha quasi un regime torrentizio, la Piave. La Piave, la Saveo, la Piave la vien da Perarol e la fa quel che ha vol. Io ho sposato una di Perarolo. No, fate i vostri calcoli. La Piave la vien da Perarol e la fa quel che la vol. Allora, hanno spostato i fiumi, e poi per impedire che la laguna diventasse palude, nulla doveva essere fatto in laguna che ostacolasse il movimento delle maree, che vi ho detto che in 24 ore ricambiava l'acqua della laguna. C'erano pene gravissime per chi piantava anche un solo palo senza il permesso, perché anche un palo rallenta le acque e crea palude. E quindi i veneziani hanno tracciato la famosa conterminazione lagunare, che è un perimetro tutto intorno alla laguna segnato da cippi di pietra d'Istria, eccolo qua, ve ne mostro uno. Oltre questo confine della conterminazione nessun cambiamento poteva essere fatto in laguna di testa propria, bisognava avere il permesso di una magistratura. Chi erano? Era il magistrato alle acque. Anche qua sono più persone chiaramente, ma si chiama magistrato. Presentando il magistrato alla folla, il doge diceva peselo, valutato quanto vale, paghelo, se ha lavorato bene, ha salvaguardato, salvando le acque della laguna, la vostra salute, pagatelo generosamente. Pichelo, se ha lavorato male, impiccatelo, perché ha messo in pericolo tutti voi. È che non scherzavano mica e ti impiccavano sul serio, non eri domiciliari. Ho capito. Ecco, il magistrato le acque in realtà era, fino a un certo punto, è il Consiglio di 10 che controlla la salubrità delle acque, e poi viene nominato, si crea il magistrato alle acque con i 3 savi, il collegio di 15, eccetera. Ve li leggete per conto vostro. E l'acqua da bere, quante volte i miei ripetenti insieme con me hanno sentito sto discorso dell'acqua. Fioi stasera che tornessora, portè pazienza, ma lo devo anche ampliare questa sera, perché se era importante l'acqua che girava tra le case di Venezia, l'acqua salata, ancora più importante per prevenire le malattie era la bontà dell'acqua che si beveva. Devo cominciare da quando la capitale delle lagune era a Malamocco, vi riporto a più di 1200 anni fa. La città di Venezia sta nascendo, ma non è ancora nata, e si chiama Rivo Alto. A Malamocco c'erano sorgenti, tanto è vero che c'è ancora una località che si chiama Quattro Acque, perché ricorda la presenza delle sorgenti. Ma quando 1200 anni fa, per ragioni militari di sicurezza, la capitale delle lagune viene spostata a Rivo Alto, canale profondo, sarà Venezia, lì di sorgenti non ce ne sono, ce n'era una forse a Dorsoduro, forse, ma è insufficiente per la città. E lì nasce il problema del bere sano, acqua pulita da bere a Rivo Alto.